chi ha torto e chi ha ragione. Quando un bambino muore allora siamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Io penso, sono assolutamente d'accordo con lo sciopero di oggi, infatti ci faremo anche un salto. Più che altro penso che sia veramente molto, molto grave la risposta che sta avendo il governo, addirittura il fatto che la Meloni diciamo che abbia definito lo sciopero di oggi una scusa per i lavoratori per farsi il weekend lungo. Io personalmente sono studentessa, quindi ho perso semplicemente una giornata di lezioni e non lavoro, però mi ha fatto veramente molto piacere vedere che molti insegnanti e altri lavoratori stanno partecipando. Ovviamente sono molto a favore del sciopero di oggi, in primis perché penso che questo sia un caso di disobbedienza civile odierna che sicuramente non è indifferente. Cioè, la capacità che stanno avendo questi ragazzi di fare sentire appunto la loro voce, veramente sottolineare quanto sia devastante la situazione, perché è in atto un genocidio letteralmente. È un messaggio secondo me molto forte. È assurdo che il governo stia giustificando veramente un genocidio, è assurdo che lo sciopero di oggi e il tentativo di questi attivisti venga vanificato dal nostro governo. Ovviamente è molto triste, perché gli attivisti fanno bene a fare ciò che fanno, perché è giusto guardare oltre l'acqua e comunque la situazione che c'è. Però devono stare molto attenti, anche perché il paese italiano ne va anche sia a livello, secondo me, a livello proprio monetario, perché poi queste persone che ovviamente vengono imprigionate avranno un riscatto, qualcosa, perché non è come il nostro paese. Comunque noi ci lamentiamo sempre della nostra cultura e civiltà, ma dobbiamo ringraziare di essere italiani e di essere nati in Italia. Comunque un grosso in bocca al lupo agli attivisti e speriamo che tutto vada a finire bene e che la pace finalmente abbia inizio. Io penso che Netanyahu è un criminale, bisognerebbe perseguirlo, solo che lui non va negli stati dove c'è la Corte dell'Aia e quindi non lo possono prendere, non posso giudicare, ma se fosse possibile prenderlo e giudicarlo bisogna mandarlo all'ergastolo. Questo è quello che penso del capo di questi criminali. Per quanto riguarda invece la situazione della striscia di Gaza, questa striscia qui praticamente non è degli israeliani, è stata assegnata agli arabi, ai palestinesi nel 1947, molti anni fa, solo che loro hanno una tattica come quella del riccio, si infila piano piano e poi esce le spine, caccia via chi ci abita, caccia via i contadini, caccia via i pastori, gli bruciano le olive, gli rompono le gambe agli agnelli. Queste cose fanno loro. Fanno delle, poi usano molto l'apartheid nei confronti degli abitanti di quelle zone. Cioè fanno in modo che gli limitano la libertà, i movimenti, sono dei nazisti veri e propri, questi sionisti, che quando è stato nel 1940 sono stati vessati, uccisi nelle camere a gas, eccetera. Ma adesso loro stanno facendo quello che facevano i nazisti nei confronti dei palestinesi, degli arabi. Quindi la storia si ripete, però al contrario, ma sempre in modo drammatico, non c'è niente da ridere. E quelli hanno preso prigionieri, quelli che stavano sulle barche della flottiglia, non lo potevano fare perché dove li hanno presi non erano acque territoriali di Israele, ma erano acque internazionali. Questi però, se non li ferma nessuno, fanno quello che vogliono, anche perché hanno l'appoggio del presidente americano, che è uno che ha rovinato la politica a livello internazionale pur di fare i fatti suoi. E lui è uno che ha interesse diretto in politica. I latinos, cioè quelli dell'Occidente, dicono prima la guerra e poi la pace. Io invece dico che sono buddista e gli Nishi Indashani diceva prima la pace e poi ancora la pace e poi ancora la pace, cioè non c'è bisogno di litigare per fare saltare alcune cose fuori. Si può fare tutto pacificamente
e in questo mondo c'è tutto per tutti, e anzi c'è abbondanza e dobbiamo saper gestire questa situazione. Non sono d'accordo con le guerre perché possono risolvere pacificamente, il fattore la mentalità, prima la guerra e poi così, non funziona così, prima la pace e poi la pace e poi la pace. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone.